Siamo a Napoli, nella Cappella San Severo, davanti a una statua che sfida l'impossibile. È il Disinganno, un vero capolavoro di maestria e tecnica. La parte più incredibile è la rete che avvolge l'uomo, scolpita in un unico blocco di marmo. Riesce a creare un'illusione perfetta di leggerezza e movimento. Si racconta che quando Francesco Queirolo la terminò nel 1754, nessun artigiano volle lucidarla. La paura di rompere quel delicato intreccio era troppa e nessuno ebbe il coraggio di metterci mano. Fu lo stesso Queirolo, con infinita pazienza, a lucidare ogni dettaglio della rete, da solo. Ecco, dove la paura fermò ogni mano, Queirolo scelse il rischio. E il marmo, docile al suo coraggio, si fece meraviglia eterna.